La tecnologia che non deve essere demonizzata, il progresso non può essere demonizzato, però deve essere accompagnato. Un mondo sempre più interattivo, una necessità, quella della smartphone, diventata sempre più incombente nelle nostre giornate. Tra accessi, siti, password, mail, messaggi, il dedalo di rischi connessi alla rete e alla navigazione è sempre più alto. A Zelarino un confronto aperto sui pericoli del mondo digitale tra cyberbullismo, truffe online e furti d'identità promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Venezia insieme alla Polizia di Stato. Un allarme che serve sempre parlarne perché stiamo assistendo a un cambio epocale. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire le conseguenze psicologiche e gli aspetti investigativi legati a fenomeni sempre più diffusi nell'era digitale che coinvolgono in particolare giovani e persone fragili, un'occasione di informazione e sensibilizzazione per comprendere meglio i rischi connessi all'utilizzo quotidiano della rete e promuovere strumenti concreti di prevenzione. Non dobbiamo vergognarci di quando succede, perché ci hanno spiegato che chiunque può cadere dentro una truffa